Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Temporali da incubo nella Sicilia orientale, frana parzialmente la Timpa di Acireale, barche trascinate dall'acqua, auto senza passeggeri che finiscono in mare a Torre Archirafi. La pioggia torrenziale semina distruzione e panico. Tra poco saremo in diretta ad Altarello, vicino a Riposto, dove un fiume è esondato. Anche sulla A18 Messina-Catania crolli, carreggiate allagate, automobilisti in trappola per ore. La situazione più critica nel tratto tra Acireale e Fiumefreddo. Morta a Roma dopo 3 giorni di agonia una ragazza di Lentini dopo un intervento di plastica al naso. Indagati per omicidio colposo i 2 titolari del centro medico privato che la 22enne aveva individuato su TikTok. Lo stupro di gruppo a Palermo, le motivazioni della condanna, la vittima non era consenziente, l'avvocata della ragazza, grazie ai giudici che hanno creduto alla vittima. Gela, 5 persone arrestate, 3 in carcere, 2 ai domiciliari, accusate di porto e detenzione di armi da guerra, i boss sospettati di rifornirsi di armamenti militari per proteggersi da nemici interni. Torna a Catania il Film Fest al Palazzo della Cultura fino a domenica, premio alla carriera a Stefania Casini. Calcio, Catania e Trapani al lavoro, in vista del derby di venerdì al Massimino i rossazzurri cercano il riscatto dopo la sconfitta di Crotone e con un digiuno dalla vittoria che dura da un mese. Bentrovati, dunque l'eccezionale ondata di maltempo annunciata ieri con l'allerta rossa si è materializzata oggi con piogge alluvionali nella Sicilia orientale. Particolarmente critica la situazione tra Giarre e Acireale, finite sott'acqua a causa di abbondanti precipitazioni che hanno allagato case, negozi, garage e cantine. Tonino De Mana. Madonna! Le macchine a mare! Le macchine a mare! Barche trascinate dall'acqua, auto che finiscono dritte in mare come a Torre Archirafi, la Timpa che frana Santa Tecla, una pioggia torrenziale che semina distruzione, dolore, terrore e panico. Annunciata per ieri con tanto di allerta rossa, l'eccezionale ondata di maltempo si è materializzata oggi con piogge alluvionali nella Sicilia orientale proprio quando il bollettino della Protezione Civile indicava arancione. Scherzi di un clima impazzito ed imprevedibile, capace di lasciare a secco una terra per mesi e mesi per poi inondarla in pochi minuti. È quanto successo tra Giarre ed Acireale, finite sott'acqua a causa di abbondanti precipitazioni che hanno allagato case, negozi, garage e cantinati. Impressionante la forza dell'acqua che scorre impetuosa trasformando le strade in fiumi in piena. Qui siamo nella centralissima via Callipoli a Giarre con le immagini che somigliano all'alluvione del 95. Da un fiume all'altro ed ecco la drammatica situazione registrata ad Altarello. Acqua, detriti e fango anche a Santa Maria la Strada al confine tra Giarre e Mascali, sottopassi allagati a Riposto dove è stato necessario soccorrere decine di automobilisti. Nelle case è anche peggio. La pioggia torrenziale non ha risparmiato Acireale che già alle 4 del mattino si è ritrovata sotto un violento nubifragio. Questa è la situazione nei pressi della rotatoria di Santa Maria delle Grazie. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Qui siamo in via La Pira dove è crollato un muro perimetrale che ha danneggiato alcuni mezzi in sosta. Soccorsi 2 anziani in via Chinnici, sempre ad Acireale, e diversi automobilisti in panne in via Aldo Moro ad Aci Sant'Antonio. A Catania, ieri in allerta rossa è rimasta all'asciutto, i primi scrosci di pioggia si sono registrati intorno alle 11, ma l'opportuna chiusura delle scuole non ha aggravato una situazione già di per sé complessa, specie dopo le piogge torrenziali di lunedì che hanno sollevato polemiche a non finire. E come avete sentito in questo servizio, i vigili del fuoco sono intervenuti con un mezzo anfibio ad Altarello, che è una frazione di Riposto nel catanese, dove per una bomba d'acqua un fiume è esondato e ha invaso il piano terra di un'abitazione. All'interno vi erano 4 persone, 2 delle quali disabili. Dalla piazzetta di Altarello, in diretta, Emanuela Corsi. A te, Emanuela. Sì, Michele, siamo
qui nella piazza di Altarello, come dicevi tu, la pioggia continua a cadere in maniera incessante dalle 3 di questa notte. Sono caduti in poche ore 200 millimetri di pioggia nell'area di Giarre. La frazione di Altarello è sicuramente una delle più colpite. Qui ho una via vai di mezzi, soprattutto dei vigili del fuoco, che stanno intervenendo in diverse abitazioni completamente allagate. Alcune case hanno visto l'acqua arrivare quasi al primo piano, ma io vorrei farvi vedere, se ci riusciamo, com'è la situazione qui nella piazza di Altarello. Abbiamo visto le immagini del fiume che scorreva del fiume d'acqua, appunto, che era in piena. Questo è quello che è rimasto, se riusciamo a vedere. Sì, stiamo vedendo Altarello in diretta. Questa è la situazione, Michele. Siamo nella piazza di Altarello, tra l'altro qui c'è uno snodo importante, perché collega Giarre con Riposto e poi da qui si può raggiungere anche l'autostrada. Quest'area è stata completamente interdetta, ci sono i nastri appunto che chiudono questo, possiamo definirlo una sorta di triangolo nei pressi della chiesa. Una voragine alle nostre spalle, sembra più che la furia dell'acqua che sia esplosa una bomba in questa zona qui. Un mezzo, un'auto è finita dentro e ci sono volute diverse ore per poterla tirare fuori. Io tra l'altro sono in questo momento assieme ad un residente di Altarello, il signor Diego, che mi ha detto una cosa fuori diretta, cioè sembra di rivivere l'incubo del 1995. Ricordiamo che nel 95 Giarre fu colpita da una gravissima alluvione, morirono 3 persone. Lui ci racconta la sua esperienza di oggi, ma anche il ricordo di allora. Sì, è stata, mi ricordo all'epoca, nel 1995, una giornata impressionante, c'è stato di tutto e di più, non voglio adesso ora soffermarmi a quello che è successo ora. Raccontiamo quello che è successo oggi. Sì, quello che è successo oggi: abbiamo avuto grandi danni, incendi, soprattutto nelle abitazioni, dove è entrata acqua dappertutto. Siamo stati oltre 4 ore a spalare acqua con le mani, con i piedi, in tutti i sensi, perché proprio qua la situazione era veramente catastrofica. Tra l'altro abbiamo avuto in tutta la frazione grandi danni ingenti, e anche in alcune villette qua sotto che già erano state colpite nell'alluvione precedente hanno avuto grossi disagi. Addirittura si parlava che l'acqua era circa alta 2 metri e molte persone hanno dovuto provvedere in qualche modo. Tutto qua. Qui appunto mezzi dei vigili del fuoco arrivano con le idrovore per cercare di portare fuori questa massa ingente di acqua che ha praticamente allagato buona parte dei garage presenti nella zona. Tra l'altro noi siamo vicino all'area di cui parlavi tu, dove è esondato questo torrente, questo fiume, e quindi questa villetta che è stata completamente travolta dall'acqua. Dicevamo, qui in quest'area tra l'altro ci sono anche diverse case che purtroppo sono state costruite sotto il livello della strada. Tutte queste case chiaramente in questo momento stanno vivendo il dramma di allagamenti e appunto di acqua che ha invaso completamente tutti i locali, soprattutto i garage. Per il momento è tutto. Michele, da Altarello naturalmente vi daremo altri aggiornamenti nel corso dei prossimi telegiornali. Certamente, ci vedremo ancora in diretta su Telecolor. Ringraziamo Emanuela Corsi in diretta ad Altarello, che come sapete è una frazione di Giarre Riposto. Ed è stata una mattinata da incubo anche sulla A18 Messina-Catania. Pure lì frane, carreggiate allagate, automobilisti in trappola per ore. La situazione più difficile nel tratto fra Acireale e Fiumefreddo. Francesco Triolo. Le immagini parlano da sole: acqua ovunque, autostrada allagata, fiumi in piena che si riversavano sulle carreggiate, macchine bloccate e paura. È stata una mattinata da incubo, quella vissuta dagli automobilisti che hanno percorso la Messina-Catania in entrambe le direzioni, soprattutto nel tratto tra Fiumefreddo ed Acireale. Le corsie completamente traboccanti di acqua, le macchine riuscivano a passare a stento, forze dell'ordine e vigili del fuoco al lavoro per liberare la sede stradale da alcune frane che hanno causato più di un problema. Sul posto
anche il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, Franco Fazio. Il CAS ha attivato le ditte per movimentare la terra arrivata dalle colline insieme all'acqua. Ha disposto la chiusura del tratto tra Fiumefreddo e ad Acireale, con uscita obbligatoria a Fiumefreddo per chi proveniva da Messina e ad Acireale per chi arrivava da Catania, e ha liberalizzato il casello di Giarre per consentire alle auto rimaste bloccate in quel tratto di avere una via d'uscita, ma tutto il flusso veicolare si è riversato sulla strada statale, dove la situazione non è stata certo più semplice da gestire tra maltempo e traffico aumentato. L'autostrada è stata riaperta solo a tarda mattinata. Sui social la rabbia dei cittadini, soprattutto sulla pagina Facebook, che è diventata ormai un punto di riferimento per chi percorre le autostrade siciliane. È una cosa inconcepibile, percorrere un'autostrada di 30, 40, 50 km, stare dietro un camion oppure subire un aquaplaning o la nuvola appunto che lascia questo camion che tira acqua per 2-3 metri e ti toglie totalmente la visibilità, pur mantenendo le condizioni di distanza e di sicurezza. In tarda mattinata in prefettura a Catania una riunione per affrontare le criticità. Intanto per gli utenti sono due i motivi: la scarsa manutenzione delle caditoie nello spartitraffico, che risultano intasate dalla terra dell'Etna, che se non viene tolta nell'immediato si cementifica nelle condutture, e l'errata progettazione dei sistemi di deflusso delle acque. Adesso ci spostiamo su Siracusa e provincia, dove anche lì c'è stato forte maltempo, più di 60 mm di pioggia in poche ore, conseguenze ovvie, allagamenti ovunque, anche nelle abitazioni purtroppo, e tra le zone più colpite la Borgata. Francesco Aloi ci racconta. L'acqua alta più di 1 metro, le auto sommerse, le case allagate. Mi sono ritrovato con l'acqua praticamente alle ginocchia, ho cercato di salvare il salvabile. Cosa ha salvato? E qualche mobile che era messo in giro, poi l'acqua è entrata pure dentro e quindi cercavo di togliere tutto. Qui siamo alla Borgata Santa Lucia, nel secondo centro storico di Siracusa. Lei sta provando a far partire l'auto, ma nulla. Nulla, non funziona né l'elettrica né il motore, completamente sott'acqua, insomma. Nel giro di qualche ora cadono più di 60 mm di pioggia, troppi per le caditoie che diventano inutili. E così tutto si trasforma in un grande lago. Tante le immagini che stanno girando sui social. Queste si riferiscono alla zona tra Largo Gilippo e Piazza Euripide. Siamo a 2 passi da Ortigia. Va bene, signora, non vedo morirci. La sala operativa dei Vigili del Fuoco, tempestata di chiamate. Al telefono chi chiede aiuto perché la casa è allagata o è rimasto bloccato in strada. Strada provinciale Floridia Cassibile. Siamo bloccati. Adesso la quiete dopo la tempesta, ma se il peggio sembra essere passato, ora si contano i danni. Tra poco aggiornamenti sul maltempo nella Sicilia orientale, naturalmente alle 14 su Telecolor. Intanto le altre notizie, ce ne sono di molto importanti. È morta a Roma dopo 3 giorni di agonia una ragazza di Lentini che una settimana fa aveva subito un intervento di plastica al naso, e sono indagati per omicidio colposo i 2 titolari del centro medico privato di Roma che la 22enne aveva individuato su TikTok. Lorena Dolci. Era bella Margaret, di una bellezza mediterranea, ma non amava il suo naso. Così aveva deciso di correggere quello che considerava un difetto. A 22 anni il medico si cerca su TikTok. Fra i tanti video che circolano con le immagini del prima e dopo, Margaret Spada aveva scelto uno studio privato di Roma. Naso nuovo in 20 minuti, prometteva l'inserzione, costo 3.000 euro. Era partita da Lentini con il fidanzato per sottoporsi all'operazione di rinoplastica. Non è più tornata a casa. Subito dopo l'anestesia si è sentita male, la corsa all'ospedale, ma nonostante i tentativi di rianimarla, dopo 3 giorni di coma è morta il 7 novembre scorso. 2 medici, padre e figlio titolari del centro, sono finiti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Nella struttura non è stato trovato alcun documento, cartella clinica o registrazione, e mancava anche l'attestazione sul consenso informato. L'ambulatorio che è stato sequestrato era sprovvisto anche di targhetta esterna o insegna. L'ipotesi è che la ragazza abbia avuto uno shock anafilattico o una reazione allergica. Le sue condizioni alla partenza erano ottimali, fa sapere l'avvocato della famiglia Alessandro Vigna.
Vinci. Margaret non aveva patologie, l'altra possibilità è che le sia stato somministrato qualcosa che si è rivelato fatale, ma per saperlo ci vorranno i risultati dell'autopsia. L'intervento di rinoplastica non è un intervento di routine, è un intervento, una chirurgia maggiore, perché si esegue di solito un'anestesia generale, come le mastoplastiche, come le addominoplastiche, le grosse liposuzioni. Sono tutti interventi che è meglio effettuare in anestesia generale, in una struttura controllata, in una clinica privata o in un ospedale pubblico, dove esiste comunque un anestesista, oltre che dei chirurghi specializzati a far fronte a questo tipo di problematiche. Una notizia di poco fa, una notizia drammatica: un 27enne è morto in un incidente sul lavoro in contrada Maucini a Pachino nel Siracusano. Il giovane è finito sotto un mezzo meccanico mentre era al lavoro in un terreno. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Stupro di gruppo a Palermo, le motivazioni della condanna: la vittima non era consenziente e l'avvocata della ragazza dice grazie ai giudici che hanno creduto alla mia assistita. Marco Gulà. Il consenso non c'è stato, i giudici di secondo grado, cioè di appello, nel caso della sentenza di Patinello, hanno confermato in pieno, quindi hanno creduto in pieno a tutto ciò che è stato detto dalla ragazza, a tutto ciò che è successo. Non c'è stato alcun consenso da parte della vittima dello stupro di gruppo del Foro Italico a Palermo. A troncare la discussione su questa ipotesi arrivano le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello che ha condannato il cosiddetto branco. Che il fatto sia avvenuto è indubbio, è indubbio. Ho sempre detto il processo se lo sono creato loro, perché hanno filmato, hanno parlato, sono stati intercettati, hanno detto delle cose molto pesanti anche sulla ragazza. Per i giudici non può essere presa in considerazione la cosiddetta versione alternativa, secondo cui la ventenne avesse accettato di appartarsi con i coetanei. E alla domanda se l'avvocato si aspettava una sentenza più dura nei confronti degli indagati, questa è la risposta. A me la quantità della pena non interessa, non mi è mai interessata, non è compito delle parti civili né chiederne la determinazione né arrivare ad una condanna forcaiola. A me interessava ed interessa tuttora che sia stata confermata la responsabilità dei 6 giovani, oltre a quella di Parinello di cui abbiamo parlato prima, perché è questo il punto è questo, che chi denuncia una violenza sessuale bestiale come questa, in particolare come questa di cui stiamo parlando, deve essere creduto. Oggi autopsia sul corpo di Lari, la ragazzina di 15 anni trovata impiccata a Piazza Armerina. Servirà a chiarire se ci sono davvero elementi nuovi. Come sapete, la famiglia non crede al suicidio ed è per questo che invita tutti a collaborare. Un appello lanciato nei giorni scorsi anche dalla Procura dei minorenni di Caltanissetta, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Poco fa si è saputo che la lite fra Lari e una sua ex compagna, una sua compagna di scuola, non ex, che l'accusava di aver avuto una storia con il suo ex fidanzato, e sarebbe stata ripresa con il cellulare dagli studenti del liceo che entrambe le ragazze frequentavano. E anche su questo indaga naturalmente la Procura di Caltanissetta per i minori. Un'indagine battezzata H24 Store svela un inquietante intreccio tra i clan mafiosi di Gela e trafficanti di droga. Tra gli indagati alcuni boss sospettati di rifornirsi addirittura di armi da guerra per proteggersi da nemici interni. Gerry Italia. È stato il suono di una mitraglietta che scarrella a dare il via all'inchiesta H24 Store condotta dalla Procura di Gela e che ha fatto scattare le manette per 5 persone arrestate questa mattina tra Gela e Brescia. Un'arma da guerra costata 3.000 euro per difendersi ed evitare ripercussioni dal gruppo di Giuseppe Tasca, considerato nuovo reggente del clan Rinzivillo e arrestato nel Briz Janus. Tutto parte da un dissidio legato ad affari di droga in una discoteca del Ragusano. Per gli investigatori, Giuseppe Di Noto, uno degli arrestati, si sarebbe procurato la mitraglietta per difendersi da possibili attacchi.
L'arma, secondo gli inquirenti, è stata testata su un'auto e i presenti si sarebbero stupiti della sua letalità. Dietro questa operazione ci sarebbe la mano esperta di Massimo Curvà, arrestato a Brescia, un metalmeccanico capace di modificare l'arma per potenziarla. La mitraglietta fino ad oggi è un fantasma, non è mai stata ritrovata, eppure le intercettazioni ne confermano l'esistenza, rendendo le indagini ancora più serrate. Le parole del procuratore Salvatore Vella alzano il velo su un mercato nero che preoccupa. Le armi circolano e sono a portata di mano anche tra i giovanissimi. Non è un'esclusiva dei clan mafiosi di Gela avere disponibilità di armi, e in questo contesto quello che viene fuori è la presenza di un'arma da guerra, quindi di una pistola mitragliatrice, che preoccupa particolarmente perché ha delle capacità offensive, quindi non tanto difensive ma offensive particolarmente elevate, che potrebbe essere indirizzata sia nei confronti di altri gruppi criminali, con tutto quello che può comportare vittime innocenti che possono venire sempre attinte in un conflitto a fuoco in cui utilizzi un mitra, e quindi non soltanto una pistola a carico a colpo singolo, ma che potrebbe essere sempre utilizzata nei confronti di inquirenti o forze dell'ordine. Mentre gli indagati attendono di essere interrogati dal giudice per le indagini preliminari, il procuratore Vella non manca di lanciare un monito inserendosi sul dibattito del momento. Senza le intercettazioni, indagini così complesse sarebbero impossibili. Drammatico incidente sul viadotto Morandi ad Agrigento, un uomo in sella a uno scooter si schianta contro il guardrail e la lamiera gli trancia un braccio. Operato d'urgenza a Palermo, versa in gravi condizioni. Davide Sardo. Operazione con complicazioni al Policlinico di Palermo, dove è stato eseguito l'intervento di reimpianto di un braccio a Nicolò Vasile, l'uomo di 43 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è stato vittima di un incidente sul viadotto Morandi ad Agrigento. L'uomo, sposato e padre di 2 figli, viaggiava su uno scooter quando si sarebbe ribaltato sulla carreggiata per cause ancora in corso di accertamento. Si è schiantato contro il guardrail con il braccio che è stato letteralmente tranciato dall'impatto con la lamiera. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è stato trasferito in ambulanza a Palermo per essere operato in una lotta contro il tempo. La prognosi sulla vita è riservata. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti dai poliziotti, che avrebbero ascoltato anche alcuni testimoni tra gli automobilisti in transito che hanno lanciato l'allarme. Non è esclusa l'ipotesi di un coinvolgimento di un'automobile che potrebbe aver tamponato lo scooter di Vasile. Presentata questa mattina a Catania Sposami, la manifestazione dedicata ai matrimoni che si svolgerà negli spazi di Nudogan Levante al Porto da venerdì 15 a domenica 17. È un ritorno in città per Sposami, l'evento dedicato al mondo del matrimonio in Sicilia e del Destination Wedding, che da venerdì 15 a domenica 17 animerà gli spazi Nudogan e Levante al porto di Catania per una Urban Edition che promette tante novità e strizza l'occhio ai social. Sentivamo l'esigenza di fare un evento immersivo, esclusivo, che fosse la possibilità per coloro che devono organizzare un party, una festa, un 18esimo, un matrimonio o qualunque evento speciale per dialogare comodi in un salotto con i migliori player del settore. Un appuntamento al centro di Catania. La manifestazione di quest'anno, che si rivolge non solo alle coppie di futuri sposi ma anche ai giovanissimi, con proposte per poter organizzare un 18esimo, una festa super glamour o un evento speciale, diventa una vera e propria esperienza immersiva grazie ad un processo di rigenerazione all'interno di questi spazi urbani. Il matrimonio oggi è sempre più la possibilità di scegliere in maniera esclusiva e sartoriale qual è il progetto più adeguato a ciascuno, così come la festa del 18esimo o l'evento. Anche le sfilate avranno una opportunità diversa, le modelle sfileranno tra questi divani meravigliosi in velluto, sarà quasi possibile percepire i tessuti impalpabili, quindi toccare con mano la qualità degli abiti che andranno in passerella. Una 3 giorni di performance, di DJ set, di eventi off-site. Catania Film Fest, parte oggi la 13ª edizione al Palazzo della Cultura, dall'omaggio a Goliarda Sapienza nel centenario della nascita al premio alla carriera a Stefania Casini, Desiree Ferlito. Dal premio alla carriera a Stefania Casini al tributo a Goliarda Sapienza nel centenario della nascita. Torna il Catania Film Fest dedicato al cinema indipendente europeo e del Mediterraneo, da stasera sino a domenica al Palazzo della Cultura. 3 le sezioni di film in concorso, 39 i titoli in gara, incontri, musica, proiezioni di film in anteprima assoluta.
Stefania Casini, oltre a ricevere il premio della carriera, sarà presidente della grande giuria, incaricata di scegliere i migliori film del Catania Film Fest, composta da esperti del mondo del cinema, della cultura e del teatro. Sono molto felice di essere a Catania, è una città che adoro, e poi sono molto felice di essere al Festival di Catania, visto che mi onora anche di un premio. Sono stata accolta da un grande diluvio, ma come si dice? Festival bagnato, festival fortunato. L'attrice terrà una lectio magistralis intitolata Il cinema come esperienza immersiva, in cui narrerà la sua straordinaria carriera di interprete, oltre alla proiezione dell'ultima fatica da regista della Casini, Nessuno come Ulisse, film documentario realizzato nel 2024, in cui la regista lombarda segue le orme dell'eroe omerico in Sicilia, in un viaggio attraverso le meraviglie dell'isola tra storia e mito. Il Catania Film Fest, fondato da Catena Piazza da 13 anni, rappresenta una realtà consolidata, riconosciuto dal mercato cinematografico indipendente italiano ed europeo. Offre ai catanesi un evento sempre più esclusivo. Tutto questo al Palazzo della Cultura di Catania, facciamo una pausa, tra poco il calcio con Catania e Trapani che si preparano al derby di venerdì. State con noi, vi aspettiamo. Vediamo nel calcio, venerdì sera derby al Massimino tra Catania e Trapani. I rossazzurri ci arrivano dopo la sconfitta di Crotone e con un digiuno dalla vittoria che ormai ha raggiunto un mese. Francesco Triolo. Un derby per dare una sterza dal campionato. L'attesa per Catania-Trapani è palpabile perché al Massimino si affronteranno due formazioni che non hanno nascosto ambizioni di alta classifica alla vigilia del campionato e che vivono un momento quasi simile. Il Trapani si è risollevato proprio domenica battendo la Cavese, ma la burrasca non è ancora passata perché la squadra di Aronica cerca quella continuità che è mancata sinora. Sta peggio in classifica di appena un punto, ma anche come periodo il Catania che non vince da un mese, dal 2-0 del 12 ottobre in casa contro l'Altamura. Toscano deve fare i conti con le condizioni di alcuni giocatori, si attende di capire le condizioni di Lunetta, uscito domenica per un problema muscolare, e quelle di Luperini, non convocato a Crotone per un affaticamento. Si spera di avere De Rose, rimasto in panchina domenica, almeno per una parte di gara. Il tecnico sembra comunque intenzionato a cambiare tra i pali, dove Adamonis dovrebbe cedere la maglia da titolare a Betters, pagando gli errori di Crotone. L'attesa è testimoniata anche da numeri in prevendita. A 48 ore dal match sono quasi 2.000 biglietti venduti che si aggiungono agli oltre 12.000 abbonati. Si va quindi verso le 16-17.000 presenze, tenuto conto che da Trapani arriveranno almeno 300 tifosi. Ci fermiamo qui per le ultime sul maltempo, fra pochissimo Telecolor Sicilia 24 con gli aggiornamenti anche con collegamenti in diretta. TG Sicilia torna alle 20. Grazie e buon pomeriggio.